E ci si dava del tu e capitava che io dicessi compagno Terracini, che ho conosciuto, ad Umberto, no? sì. No, Umberto Terracini l'ho conosciuto direttamente, no? È stato il presidente della Assemblea Costituente. Era che veniva alla scuola di partito a Frattocchie, all'istituto di studi comunisti di Frattocchie, che io ho frequentato per 15 giorni nel 1972. No, uno dei pochi fortunati ad averlo frequentato, perché era l'epoca che il partito... Pure io non ho fatto un corso lì. Ah, Frattocchie. C'era il poliziotto lì davanti all'ingresso, c'era un... non mi ricordo. C'era, all'epoca mia c'era, e noi ci chiedevamo che ci stanno a fare, perché il rapporto con le forze dell'ordine, soprattutto la polizia, non è stato mai felice. Scusa, sì. se quindi io inizio parlando io, proprio perché per spiegare, dici, ma chi siete? Ecco, noi siamo sopravvissuti in un'epoca dove in una forma incredibile non esiste più nulla. Per noi il partito era la Chiesa, partito, famiglia. Era un ideale. No? Era un ideale. Per cui sacrificavi giorni e notti, immaginando cosa fosse utile al partito. E alla gente. E alla gente, a partire perché noi la gente eravamo... Noi, a noi interessava rappresentare i diritti della gente. No? Le battaglie. Allora io vengo da una città dove fu Avola era comunista o, sì, o c'eravate un buon gruppo di comunisti? Immagina che io nella FIGC, che allora dirigevo a livello locale, prima di diventare segretario provinciale della FIGC, e poi sono stato nel comitato centrale della FIGC, no? All'epoca di D'Alema. Dopo D'Alema. Dopo D'Alema. Prima c'era Gianfranco Borghini, prima del nostro Renzo Imbeni, l'epoca mia, era bolognese emiliano, insomma, Renzo Imbeni, all'epoca io parlo del 72. E con noi c'era Giuliano Ferrara, per esempio, che tutti invidiavamo perché aveva studiato a Mosca, si era istruito. Giuliano Ferrara. Sì, il giornalista. Il figlio di Maurizio Ferrara, era un grande compagno Ferrara. E ebbe questo figlio che cresceva nella sua famiglia e lo fece studiare a Mosca. Poi quando tornò da Mosca cominciò a parlare poi di Berlusconi, poi è stato tutto... La vita. Allora io vengo da Avola. Ad Avola ci fu uno scontro fra polizia e braccianti per uno sciopero. Nel 49? No, 68. Ci fu lo sciopero nel 54, 54, ma qui siamo... all'epoca di Giuliano. No, qui siamo 1968. Ah, 68. I fatti del 68. I fatti del 2 dicembre 68, e la Celere intervenne e uccise due braccianti agricoli in un'occasione di sciopero che si lottava per avere lo stesso stipendio di lavoro che c'era nel nord della provincia, e si scioperava per avere 300 lire in più al giorno, l'equivalente di 15 centesimi in più di adesso. Come se adesso si potesse, un miraggio, lottare per 15 centesimi al giorno in più. No? Vabbè, allora la Celere, come al solito, intervenne come fece in tante città d'Italia, e fu l'epoca Avola, Battipaglia, se ricordi, fu quel momento lì, e furono decine e decine gli operai, i lavoratori uccisi in queste manifestazioni. Scelba prima, questo doveva essere, se ricordo bene, Restivo il ministro degli interni. Chi era? Restivo, io ricordo. Restivo, Scelba era finito. Scelba era finito prima, sì. Quindi Scelba, fra l'altro meridionale, siciliano, Scelba, a proposito di come si accanivano nei confronti dei meridionali, i poveri cristi, quelli là del Cristo si è fermato a Empoli. Serviva la sua parte politica. La sua parte politica. Ora, noi che veniamo da questo partito, il Partito Comunista, che si sciolse dal glorioso Partito Socialista nel 21,
Alza la voce, di più. No. Di più. Non c'è problema. E allora noi che veniamo da questo partito che ha sofferto durante il ventennio fascista, tu ad esempio, la tua famiglia, come viveva? Tu eri piccolino nell'epoca del fascismo, ricorderai il fascismo ad esempio? Lo ricordo, come no. Io sono del 28, sono nel 90° anno. 90° anno mantenuto bene alla grande, complimenti. Poi alla fine ti farò una domanda su... Ma che vuoi che ti dica, il fascismo è il partito dei proprietari. Sì. Non c'era niente che fare. La sopraffazione. Erano loro che comandavano e basta, insomma. Le libertà vincolate. Vabbè, libertà non c'era, o meglio. L'avevano loro. O meglio, la libertà per chi era contro il fascismo doveva stare muto, non poteva e dovunque era così. Non poteva criticare. E dovunque era così. Ti obbligavano a partecipare, quindi da studente, alle quelle sfilate a scuola. Balilla, hai fatto parte a qualche sfilata? Io ti vestivano? Ricordo che andavamo a scuola all'elementare dovevamo a Banca, a San Simone. A San Simone. E poi il pomeriggio andavamo da Balilla a fare la ginnastica. E allora ricordo che chi di noi non ci stava scappava. E c'era quindi questa cosa, era un obbligo. C'era questo fatto di... Le ragazze erano le donne bianche, avevano la gonna bianca. E si chiamavano le piccole italiane. Le piccole italiane. Pure mia madre ha fatto la piccola italiana. Sì. Noi ragazzi si chiamavamo Balilla. Quindi le donne erano piccole italiane. Piccole italiane, sì. E avevano una gonna bianca e non mi ricordo il colore della camicetta. Forse la camicetta blu. Sì, mia madre me lo raccontava. Le piccole italiane. E allora io ti devo dire che sei il primo sindaco, ho tanti amici sindaci, ovunque capita di fare incontri, raccogliamo ospitalità. Nella mia stessa esperienza ho conosciuto anche compagni socialisti o comunisti che sono stati sindaci di diversa estrazione anche culturale. C'era, non so, nella nostra provincia, in un paese piccolo, a Callentini, c'era un sindaco bracciante agricolo che era simpaticissimo perché rappresentava il massimo della limpidezza come uomo, il massimo della semplicità. Si chiamava Guercio. Bellissima sta cosa. Vicino Avola. No, vicino verso Catania, Lentini è un altro comune, a nord rispetto a noi, siamo a sud. Voi siete Siracusa. Esatto. Sì. E Lentini è nella nostra provincia, per esempio, anche lì c'era una roccaforte. Io dico tutto questo, com'è che è potuto scomparire? Per esempio, io nella FIGC, stavo per dire poco fa, facemmo un giornale che si chiamava Avola Rossa. Tu mi hai domandato, ma Avola era comunista? Aveva la nostra città un portafoglio di voti, chiamiamolo fra virgolette, un bacino di voti, sempre e comunque di almeno 4.000 voti. Cioè in percentuale? In percentuale erano sempre il 30%. Non eravate maggioranza? Ci siamo arrivati anche ad avere in diverse occasioni maggioranza e si è fatto social comunisti. Avola sui 40.000 abitanti. 32.000. 32.000. 30.000 abitanti. All'epoca dei fatti di Avola il sindaco era socialista e il vice sindaco comunista. Il compagno avvocato Fausto. Quindi era la sinistra che governava. Il sindaco era sul luogo dello scontro, che gli veniva consigliato dal prefetto di far togliere i blocchi stradali e lui cercava di mediare assieme con la polizia locale che era vicinissima, curiosamente vicinissima ai braccianti alla loro lotta, ma la Celere aveva avuto ordine che in ogni caso doveva liberare i blocchi stradali e sparò. E in questa circostanza, non so se Liliana, fammi il favore, Avola, una delle due canzoni, lei canta e ti...